Il portiere dei Ranger mi ricorda, è un misto tra Gotti e Laurent Blanc. Laurent Blanc, non lo ricordate il difensore? Lui è quel misto là. Amici bellini, dai. Calma, perché calma. Poi dopo ne parliamo live, ma domani io vi devo far vedere delle cose. Dai Elmas! Bisogna parlare della formazione. Paramount Plus, io poi sono venuto pure a trovarvi e mi fate sentire via il telecronista che gli ultra del Napoli hanno rubato la panda a Spalletti. Spieghiamoci, non parlerei di ultra. Dobbiamo parlare da vicino perché non era fuori gioco. Sti carte puriste, tutte le fasciate, ma capito che hanno fatto? Bravo Politano, vai. Bravo Poli, bello. Solo. No, Elmas. Bravo Ndombele. Sembrava in ritardo, invece ha allungato la zampetta e... Simeone il colpo di testa. Cambio di gioco di Kim, bellissimo. Raspa si muove tanto. Bello. Mario Rui. Bravo Raspadori. Devi ammonire qua, Bello Di Lorenzo, vai Simeone. Di Lorenzo assist al bacio. Simeone fa il movimento coi passetti. È freddo sotto porta. È forte. Bravo, proprio sui centimetri. Che bello il gol da centravanti. Il controllo col sinistro al volo. Il tiro di prima intenzione. Di nuovo. Il tiro di destro a incrociare perché si deve incrociare, lo sappiamo. Oh sì, lo sappiamo. Ciolito, che bellezza. Bravo Raspa. Di nuovo, però stavolta è Politano. Per Simeone sempre. Bravo Politano. Bello Lobo per Elmas. Vai. 40 di loro addosso. Era bella l'idea di Ndombele. Vi devo dire la verità. Mario lui non l'ha capito, ma era bella l'idea. Bella Di Lorenzo, la sovrapposizione interna. Non ha seguito Kvara. Nel senso Raspadu che magari si buttava dentro. Bella Mario. Ecco Simeone. Vabbè, fa proprio quella cosa e dice no, questo è tuo. Il cross che ha fatto Mario Rui, questo è tuo. Guarda Spalletti come sorride e Signori, venitemi poi a dire che Mario Rui non è buono. Venitemi a dire che come pennella certe cose. Poi Simeone è cecchino perché è cecchino. Ma guardate la pennellata. Boom. E dobbiamo parlare della doppietta di Simeone. Marione Rui. Vabbè, bellissimo. Uno da Di Lorenzo e uno da Mario Rui. Uno da Di Lorenzo e uno da Mario Kim. Che bello essere tifosi del Napoli. Mamma mia. Ndombele. Yeah. Politano. No. Con un po' di presunzione lì. Bravo Poli. Bello Politano. Vai Di Lorenzo. Pennella anche tu. Va dentro, attenzione, va dentro fino in fondo, prova col sinistro. Mamma mia, non me le stavo facendo l'Eurogol. Di Lorenzo si vuole prendere il 10 in pagella, sta pure a sinistra, è incredibile. No, che aveva combinato Di Lorenzo, mamma mia. L'hanno buttato a te. Vabbè, Simeone. Raspadori. Ribattuto. Bello il movimento, vai Simeone, vai Raspadori. Si sono alternati Ossigar e Kim. Uno sta a sinistra. Politano. Ragazzi, è la manovra avvolgente. È la famosissima manovra avvolgente. Ndombele. Bravo Kim. Simeone aveva fatto il movimento giusto, ma Lobot che ha visto Politano ci arriva. Lo scambio, 1-2. Bravo Simo. Bello Simeone, mamma mia che pallone di pigliata. Vai ancora. Bello. Raspadori. Riaggressione immediata, ragazzi, ma che bellezza. Simeone col destro. Cioè Mario Rui per Simeone e Mario Rui col destro. Quasi.
Quasi, l'anticipo di Kim, quasi. Non ti sei fatto niente, perché se stai gridando e poi ti alzi per parlare con l'arbitro, non ti sei fatto proprio niente. Perché infatti non ti prende la gamba. Cioè ginocchio e non ci fa ridere. Ah, c'è rimasta la caviglia in terra, Osticardo. Guarda il fuorigioco virtuale quanto è bello. Le ditina, erano solo le diterelle. Sentite, un amico bellino mi faceva notare il braccio di Simeone e c'ha ragione. Mamma Guarman. Non era così. Di loro è un po' rischioso, ma Kim è attento. Raspadori aveva completamente fregato la difesa. Bravo Ostigardo! Non è un fingardo. Che significa fingardo? Infingardo. Che si infinge, che simula, quindi falso, mentitore, mentiroso, o anche riferito a cose ingannevole, illusorio. Persona che per cattiva volontà fugge ogni fatica. Lento, pigro, fannullone, poltrone. Essere infingardo. Lo useremo questo infingardo, ma non per i nostri. Bravo Raspadori! Fase difensiva. Vai. Bello Politano, Raspadori! Potevi controllarla questa, eri solo. Raspatesta centrale. Ah, se l'ha fatta. Oh, bravo Kim! Perché aveva sbagliato l'anticipo Kim. Poi Kim si è fatta Ostigard, ma Kim è tornato. Dilore. Bravo Elmas, mamma mia, Dilore. Stiamo giocando un po' sulle punte, un po' rischiosi là in mezzo, con 4-5 addosso. Bello Politano per Simeone! Per quanto? Qua c'è il giallo per il 4, Bravo Ndombele. Io ho fatto la cuolla proprio. Bravo Elmas, bravo Lobotka, dai, recupero alto. Ah, errore di Lobotka, incredibile, è successo. Meret! No, però ve l'avevo detto, perché un po' troppo sfiziosi, siamo un po' troppo cute. Tutti bellini con questi passaggetti e poi ti ammosci. Non voglio prendere gol, possibile? Voglio far giocare Zanoli, voglio far giocare Gaetano, Zerbini. Bravo Ostigard. Bel lancio di Ostigard. Dai Raspasciasciabocca. Mario Rui che se ne va. Bellissimo. Ah, troppo dietro per Ndombele. Politano non ti farà ammonire? Bravo! Signori miei, questo è un primo tempo quasi perfetto. Qua mi sa che se finisce come deve finire ci vuole il record di like. E credo che 12.000 like. Dai. Vabbè, Lobotka, sei bellissimo. Ah, Simo! Non è Simo, che poi... Vabbè. Bella palla di Politano. Vattene Simeone col pallonetto! No! Fuori gioco. Siamo sicuri? Se lo facevo Simeone... No, fuori gioco. Bravo Politano, ancora il recupero difensivo. Simeone! Chi si è morto il pallone a casa? Ho colpo di tacco. No, Ndombele. Ah, meno male che non l'ha pigliato. Questa era da giallo arancione se Ndombele pigliava le gambe. Ancora Politano e Di Lorenzo che scambiano. Perché c'è questa voragine al centro? Bravo Di Lorenzo. Bello Elmas, vai Lobo. Ragazzi, mi dà l'impressione che il Napoli stia studiando come abbassare i ritmi. Cioè non per forza andare alla ricerca, perché è una cosa che non sappiamo fare. Ci addormentiamo e rischiamo, oppure riusciamo ad addormentare la partita senza dormire noi? Domanda. No, mai fallo, mai. Mai fallo di Lobotka, mai. Bravo Mario Rui. Politano lancia come se ci fosse Osimhen, ma non c'è. Simeone stava a fianco a lui. Questo è stato un miracolo di Mario Rui. Bello. Ah, peccato ora. Se l'è ripresa. Raspadori alto. Attenzione. Mamma mia, se l'è mangiato. Morelos l'ha bucata. Questa era 2-1, Bravo Elmas, dai. Bravo Poli. Bello. Simeone, guarda Mario. Ah, ce l'ha vista.
Bravo Elmas! Ragazzi, servono i cambi, ci siamo ammosciati. C'è stata la schifezza della sostituzione perché secondo me hanno cambiato all'ultimo con Elmas. Ndombele. Bravo Ostigar. Bello Di Lorenzo, vai Lozano. C'è la tripletta di Simeone. Vai Di Lorenzo! Mario Ru! Sì! Ma nonna mia, ma la nonna! Stavo facendo i gol con i quinti! Ostigardo! Non sei un infingardo! Ciao, me ne vado. Rompo sempre tutto. Raspadori assist e si torce la torsione. Mamma mia che meraviglia. Ma sarà sì, somiglia un po' a Cannavaro, è vero, non pompieriamo, però il fatto che l'ha pelata come all'epoca, le mani somiglia un po' a Cannavaro. 100% di percentuale realizzativa per Ostigard, un tentativo, un gol, vai! Ndombele. No, non lo voglio subire, fuori gioco. Facile. Si prova Gaetano centrale. Zanoli! Vabbè, per forza. Zerbino ha fatto una cosa alla Kvara. Bravo! No, non me ma perché ti vuoi fare ammonire per... Bravo Zanoli! Madonna amici, andate vicini, chi è Kiss? Ciolak. Se l'è perso qua Ostigard, un po' infingardo qua. Bravo Zanoli! Vai, vattene fino in fondo. Dai, tanto... 5 minuti qua, fatti alla grande. Ecco qua, bella palla per Lozano. Queste due ammonizioni inutili. Bravo Zerbin! Bello Lozano. Niente di meno non ci ha creduto Simeone, perché ha crossato. Bella Zielo, vai Simeone, la tripla. Madonna mia! Il portiere dei Ranger mi ricorda, è un misto tra Gotti e Laurent Blanc, non lo ricordate il difensore? Lui è quel misto là. È finita! Ne andiamo a parlare live. 200.000, 50, 75.000 like. No, a parte gli scherzi, ne voglio 12.000, non mi interessa. Sai, ci sono gli iscritti, poi ci sono quelli che si guardano. Me li lasciate questi? I ragazzi se li meritano, oltre a me che vado in giro. Forza, domani c'è l'analisi tattica, ve la perdete. Vi porto a Brooklyn da Thierry Henry. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.